sai, di tutte le idee che mi vengono in mente, di tutti i vari step che andiamo a fare, avere una documentazione che sia nelle note, che sia negli scritti, che sia nei video, qualsiasi cosa, in modo che andiamo a identificare da dove siamo partiti, da dove siamo arrivati, riusciamo a rintracciare errori, cose buone, cose che possiamo sviluppare, no, questa cosa qui non mi interessa più, non abbiamo già cambiato. Beh, poi per esempio ci sono, la nostra primo video, il nostro primo scrittore era per dire, era veramente la macchina della verità, e il primo prototipo con i vitali, eccetera, eccetera. Capisci, vai a vedere ogni volta veramente questo mi interessa, questo no, questo decade, questo pezzo perché non mi interessa più portarlo avanti. È anche un confronto per noi, specialmente se lavoriamo da soli, è un confronto cioè, di tutta la durata del processo. E che cosa abbiamo imparato poi nella nostra vita quotidiana? Perché va bene, questo progetto è tanto bello, ci prende tantissimo il nostro tempo fuori del lavoro, però stiamo parlando tanto che posso portare tranquillamente alla mia attività quotidiana. Prima di tutti, l'attenzione alla relazione tra l'utente e l'ambiente. Per un progetto che ho seguito alcuni mesi fa mi sono trovato a fare i pratici test negli stessi clienti e il feeling che non è stato completamente diverso. Se tu porti una persona in un posto, la persona ha delle reazioni, ma se la persona si sente a casina sua col suo PC, le sue cose, il suo desk, è completamente diverso. Si sentirà comunque sempre sotto controllo, anche se tu dici che non stai testando lui, stai testando il software, c'è la persona che